Dottor Testa, oggi nel suo intervento ha parlato dell'utilizzo dell'armadio farmaceutico con l'integrazione ospedale e RSA del territorio. Sì, è un esempio secondo me di condivisione di un percorso di integrazione tra vari attori. Io arrivo da un ente pubblico, ma con noi ci sono enti privati, ci sono aziende US, ci sono privati profit e no profit, quindi è proprio un esempio di best practice, di condivisione di un percorso per raggiungere il risultato che il principale è il benessere degli ospiti e una sana organizzazione effettiva. E quando quindi si parla di organizzazione, si parla anche di riorganizzazione, grazie anche all'applicazione delle sfide e delle opportunità della digitalizzazione. Sì, sicuramente alcuni cambiamenti sono possibili solo se c'è un contesto tecnologico sufficiente a poter garantire questo cambiamento. Non è stato semplice, però secondo me i tempi sono maturi, perché anche la gran parte del personale con il ricambio che abbiamo è già formato e pronto a utilizzare nuovi strumenti per accedere a nuove forme organizzative. Paradossalmente il forte turnover che abbiamo di personale in questo momento storico ci ha anche aiutato in questi cambiamenti, perché sono venuti a mancare dei paletti, delle muraglie consolidate nel tempo di resistenza storica al cambiamento. Quindi, come già detto prima, il contesto è effettivamente molto sfidante, perché mettere assieme in realtà del pubblico, del privato, di azienda US è un processo del fatto da condividere, mentre prima era settorializzato in ogni singola realtà. È stato effettivamente un percorso molto incentivante e stimolante per chi lavora fisicamente effettivamente nei reparti, per riuscire a trovare un metodo di lavoro nuovo che sia in linea con quelle che sono le esigenze dei tempi e che preveda anche un'integrazione e confronto costante con altre realtà del territorio, come ad esempio un RSA e un ospedale, quindi con logiche di stoccaggio di farmaci e di gestione di vita del farmaco totalmente diversi, e anche con logiche economiche sottostanti che fino ad oggi erano sconosciute tra le varie realtà. Quindi oggi abbiamo parlato di long term care, su quelle che sono anche le diverse declinazioni in ambito ospedaliero, che abbiamo visto che il follow up del paziente sta diventando sempre più stringente con i tempi di cura che si riducono, quella che è la presa in carico poi nelle RSA e di un sistema sanitario di healthcare che ha bisogno di implementazioni continue. Così. Sì, concordo. Allora, il momento storico è decisamente particolare. Sappiamo tutti i numeri di quello che sta succedendo nel nostro settore, considerando appunto l'invecchiamento globale della popolazione. Al di là insomma delle politiche che stanno effettuando i vari stati, dove a me fa sempre sorridere che l'Italia è il secondo paese al mondo per indice di vecchiaia, ma è quello che dà una risposta solo in termini economici, mentre ad esempio il primo paese, che è il Giappone, dà risposte in termini di servizio. Qua mi ricollego appunto all'esperienza che abbiamo fatto su armadio farmaceutico informatizzato, perché dato atto, ma penso che sia in realtà nota a tutti, che i primi consumatori di farmaci sono la popolazione anziana, un sistema di gestione del farmaco in maniera più corretta, più oculata, che vada a dosare singole pastiglie e quindi non a scatole come siamo abituati a farlo noi, potrebbe veramente aprire nuovi orizzonti sia al mondo ospedaliero che trasferisce gli ospiti nelle nostre strutture, sia in caso di missioni protette, sia in caso di assistenza a domicilio, soprattutto considerando il fatto che gli ospiti che sono ancora al loro domicilio hanno una terapia molto più standardizzata rispetto a quelli ricoverati nelle strutture, quindi sarebbe proprio l'ambito di applicazione dove una terapia stabile o un armadio farmaceutico trova il suo miglior campo d'azione. Sulla base di quello che abbiamo preso oggi al convegno, penso che l'insegnamento maggiore sia quello che riusciamo ad affrontare problemi estremamente complessi e molto più grandi solo trovando una base comune di condivisione di intenti, e penso che l'integrazione e il confronto sia sicuramente l'unica strada da percorrere per raggiungere i risultati desiderati, ma soprattutto per venire incontro alle esigenze delle persone che hanno sempre più necessità, e ci troviamo a fornire risposte sempre più elaborate, concrete e capillari.